Buongiorno a tutti e benvenuti su Yoga e Wellness. In questa nuova lezione di pratica faremo appunto qualche esercizio che richiama quello che ci siamo detti nell'ultima lezione di teoria. Quindi partiremo da un breve respiro, come abbiamo fatto nell'ultima lezione sempre di pratica, quindi nell'ultimo esercizio. Faremo un breve respiro, tratterremo il fiato e lasceremo andare. Dopodiché il nostro secondo esercizio di oggi sarà proprio instaurare questo mantra nella nostra testa, quindi il mantra che richiama la sillaba Om. Possiamo iniziare sempre da seduti, sempre nella posizione base di yoga semplice, e iniziamo con un grande respiro. Quindi inspiriamo, tratteniamo l'aria ed espiriamo. Ripetiamo questo esercizio almeno 3 volte e dopodiché possiamo iniziare il nostro mantra. Il mantra che andremo a fare è un qualcosa che tende appunto ad unire il mondo esteriore al nostro piccolo mondo interiore. Quindi unendo le due cose riusciremo poi ad arrivare all'Atman, che appunto, da quello che ci siamo detti l'ultima volta, è il sé nascosto dentro ognuno di noi. Quindi se abbiamo anche delle campane tibetane, adesso io non ho la possibilità di usarle, ma se le avete potete comunque usarle se le sapete usare. Sempre a braccia sulle ginocchia, se volete unire pollice e indice, oppure se volete appoggiare semplicemente le mani alle ginocchia, li mettete comodi con la schiena dritta e possiamo iniziare il nostro mantra. Dobbiamo avvertire come una vibrazione che parte dal centro del nostro corpo e si irradia in tutto il resto delle organi vitali e dei nostri canali energetici. Vedremo che a furia di sperimentare questa pratica e questo mantra insieme, impareremo anche ad avvertire il flusso del canale mediano che appunto risalirà lungo la nostra colonna. Se il video vi è piaciuto lasciate sempre il like, cliccate sulla campanella delle notifiche per non perdere neanche un video e condividete il video con i vostri amici. Ciao a tutti!